Non avevo fatto niente perché mi ho attaccato così. Io me ne ho fatto di troppo, non ho fatto un cazzo me. Non dico perché piango, e perché ci tengo io. Sono solo. Sono solo. Sono mai da voi che mi deve aiutare. Nessuno. Sono partito. Lo so. Niente. Sto lasciando Decia. Lui che gli viene i soldi, io invece sempre lo spinning. Mi ha fatto un cazzo, niente. Avevo tanti progetti per settembre, ho detto beh, facciamo un live, e i ragazzi sono contenti, ragazzi mi sentate, da ieri sera, sono stato a sta cazzo di maratona, ma che cazzo ho fatto io? Che ho fatto? Ditelo, che ho fatto? Non mi ricordate? Che ho fatto? Ditemelo. Se ho fatto qualcosa ditemelo giù.
Mangiavati Roberto, mangiavati cavalli, mangiava scupa con la scupidile per treni, Gennaro, ricorda che qui hai tante persone che ti vogliono bene e tifano sempre per te. È un brutto momento e lo capiamo. Ti vogliamo bene. Non ho detto niente, solo che ho sbagliato la lavoratore. Che voglio dire? Sono sensibile io, che devo... Mangiavati Roberto, mangiavati cavalli, mangiava scupa con la scupidile per treni, Non fate sabato, dicono che vengo per fare. Che ha detto? Esatto. Non è vero. Mi ho preso, sono venuto da Napoli, Milano. Oddio, sono botto di soldi. Io ho scappato che cosa laggiù. Sto piangendo come un coglione davanti alla ricazzo. Mi perdo niente io. Ci ho preso un botto di soldi. Devo benissimo per restare a Napoli e mangiarmeli, no? Invece no. Penso al futuro. Dove me ne vado a Milano? Non smetto più. Dove si serve il futuro? Andiamo a Milano. Dove a Milano? Non io cosa deve effetto la vita. Lo so la vita. Io non c'ho nessuno. C'è solo voi. E se voi vi trattate così, io lo faccio. Dio non lo ma che devo fare? Devo chiudere il canale, chiudiamo, faccio altre cose. Ditemi che devo fare, non lo so. Non so neanche io. Non lo so, io che devo fare? Mangiavati Roberto, mangiavati cavalli, mangiava scupa con la scupidile per treni, Maestro, tenga duro e non pensi a questi idioti. Claro. Non lo so. Non so neanche io dove devo andare oggi. Lo so neanche io.
Io sto vedendo di tutto come mi piaceva. Ma non mi piace sta qua. Non mi piace. Mi piace. Io va. Sto vedendo tutto. Mi piace. Mi piace. Mangiava di Roberto, mangiava di cavalli, mangiava scupa cola, scoprire appartamenti, Java sve. Dobbiamo chiudere il canale. Come si cancella il canale? Ditelo. Faccio. Basta. Faccio altro. Non riesco più a stare così. Sì. Devo chiudere il canale. Come si chiude? Io non ho fatto niente a nessuno. Sono una persona buona. Non lo so. Non lo so. Devo essere cattivo. Sono cattivo. Sono cattivo. Non mi piace le persone buone. Non mi piace. Le persone buone non mi piace. Non mi piace. Devo essere cattivo. Non li parlo in chat perché mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace parlarne. Non comincerò a bannare. Ah, impostazioni. Ho detto impostazioni. Shugats. Dove? Non si può eliminare il canale. Alex. Paga. Alex. Andiamo a Instagram. Alex.
Grazie Ibro. Voglio bene. Non lo so se deve stare, però lo so. Beh, voglio capire stamattina che cazzo avevo fatto. Che cosa avevo fatto? Voglio capire cosa avevo fatto. Grazie per il beat, bello. Sono con te maestro, ti voglio bene. Cosa è successo? Bene. Sto leggendo uno scemo. Io mi devo vedere così per scuola. Voglio che mi vedano così. Io mi sono approfitto. Non ho debole io. Giovanni Pasoletto. Sono un brutto ciccio. Non fa un cazzo no. Oh. Cioè, tu vuoi tornare a Napoli perché ovviamente penso che ti manca il next, penso che poi ti manca pure io, no? Però Ti mancano poi tutti quanti. Quindi, tu capisci, è una cosa normalissima, cioè è una cosa molto normale, specialmente se uno comunque ci tiene a delle persone. Quindi è tutto normale, devi stare solo tranquillo. Però deve avere un po' anche l'idea, nel senso che insieme poi facciamo questo e così dobbiamo fare, e poi dici ti facciamo così, però no, non so se lo voglio fare un problema, no, deve essere sicuro, deve essere pronto, deve avere la conferma di fare quella cosa, voglio fare quella cosa, punto, capite? Deve avere delle idee chiare, se no sei sempre così in tutti, capito? ma io voglio capire una cosa, Milano è il futuro di cosa? Tu che scrivi questo, ma se io posso streamare pure in America, posso streamare pure in Giappone, posso streamare pure in Africa, ma che cagno? Cioè, io questo voglio capire. Io sono andato a Napoli. Ma non è una cosa semplice, non è semplice, ci vuole del tempo, dai tempo al tempo questa cosa. Cioè, io sono andato a Napoli, porco Dio. Ma se anche un ragazzo, no, ma non è perché sei andato a Napoli, perché sei un ragazzo comunque piace stare con le persone che hai sempre voluto bene. Ma io sei Lidia, ma ragione. Proiettate, sono persone che sono proiettate a girare il mondo, però non se ne fanno il problema,
perché magari loro non hanno più quelle mancanze, hanno questi pensieri che dicono no, la nostalgia di ritornare, cioè capi quello che intendo dire? Tu comunque a te il problema è che tu non hai ancora una base, cioè non hai una casa, questo è il problema, perché se fossi te io prenderei una casa a Napoli e poi una volta che hai una base a Napoli, che hai tutto il tuo materiale, tutte le tue cose a Napoli, Posso tornare a Napoli, però. guarda quello che cacchio vuoi tu, vuoi in Giappone, in America. Ma non posso tornare mo, che ci devo venire a Milano. Non lo so, se ne parlo l'anno prossimo. Sai cosa l'anno prossimo per tornare a Napoli? Io l'anno già ci provo almeno, non posso tornare a Napoli, mo, capito? Cioè, poi quando spenderei, un altro botto, cioè. Ma stessa cosa, se comprerai casa proprio a Milano Centro, per esempio, che se tu vuoi stare a Milano, non stai a Milano, non stai a Betti, scusa. Capi cosa ti dico io? Se per te comunque il budget è lo stesso da come vuoi tornare a Napoli e come lo trovare a casa a Milano, questo me lo trovi a casa a Milano come cibo. Però io comunque Ma Java di Roberto, Java di cavalli, ma Java scupa cola, scoprire le appartamenti, Java sve. la tua nostalgia, io secondo me devi tornare a Napoli, è l'unico modo. Poi da Napoli puoi andare pure, puoi andare al BNB per un mese a Milano, ma l'importante è che tu tieni una casa, cioè capì? Che tu hai il pensiero, vabbè io poi comunque una volta che ho finito il BNB, una volta che ho fatto il viaggio in America, io ritorno a casa. Tu questa cosa purtroppo non ce l'hai, quindi è una casa. Sì? Sì. Capito? Questo è il punto. Poi lascia stare un po' la vacanza, dedicati un po' cosa trovare perché hai una casa, ma devi avere proprio una casa, assolutamente. Dov'è? Però io ti consiglierei sempre di tornare a Napoli e poi dopo subito tornare Ma a Java di Roberto, Java di cavalli, No, Java scupa cola, ma dove scoprire le appartamenti, posso mai tornare a Napoli adesso? Ma ragione pure tu, cioè scusa. No. Ma io ragiono, ma scusami, sei stato 2 mesi, hai concluso qualcosa? Non è, ma quello di mesi. Sto un mese a Milano. Quando tempo stai a Milano? Un mese. Un mese, ok. Neanche forse. Ok. Hai una casa adesso? Sì, l'ho trovata. E mo le trovo. Questa casa ti convince? Sì, è bello, Dici tutto. la verità. È bella, ma è lontano da Milano, ti convince? No, alla fine la patente la capire sempre, scusa. No, non è che è obbligatorio, se non ti trovi vai da un'altra parte. Cioè non è che mo dico ok, mo c'è la casa, ci vado e basta. E poi, ma tu una volta che tu pagherai, tu stai per, no per sempre, tu però. Siamo 20 km solo alla fine a Milano. Ma tu non avendo la macchina, 20 km, è un po' lontanuccio, devi sempre prendere, devi prendere qualche Uber, oppure devi prendere i treni, eccetera. Non è che è sempre una bella fatica. Cioè non è come Quarto Napoli, capito? Tutto 20 km, per esempio, no? Tu da Quarto puoi andare al centro di meno, 10 km, 10 km. Che dici, Miss Italia? Come? No, il Miss Italia hai capito con la scuola che ti devi stroccare il fritturo. Ciao, mannaggia. Poi vedi la casa a te, qua, e vedi un po', però se non ti convince, ti rifiuta, senza problemi, non, ci sono tante case, cazzo, ci sono molte case in Lombardia, stai tranquillo, Grazie, visto che sei paladino, hai ragione. ah? Sì, da parlare un attimo ma solo, però, va bene. Cosa, tu non mi. Ciao, grazie per chiamare.
Quindi, ciao ciao. Ciao. Tommaso, Gennaro, mi senti? mi sento? Sì. Perché io voglio capire come mai stavi piangendo, perché la live non la stavo guardando. Se ti sei svegliato e cosa è successo? No, non ci sono male. Hai riflettuto su cosa ha iniziato a scaturire fatti, che partituzza? No, io volevo capire perché la gente mi ha attaccato, questo. Che cosa aveva fatto? Semplice, Gennaro, perché uno quando fa il troll, flamma, non interessa, vedete che piangi, i fai contento, perché questo vogliono. L'unico modo per interagire con uno per chi flamma e trolla è quello di giocare sulle emozioni, ecco perché insultano. E se tu piangi per loro, loro hanno vinto e continuano, infatti continuavano. Ma a te sta gente non ti dà da forza. Noi siamo arrivati a Milano, volevi andare a Milano, sei a Milano. Basta, piano piano stai a fare cose. Abbiamo trovato a casa, mo stiamo in B&B, stiamo mangiando. C'è sempre Reggi che ogni tanto ti fa compagnia, ti fai la mangiata da lui. Ci sono le persone che ti aiutano, loro c'è quattro. Piano piano, piano piano. Uno si fa le amicizie, Ma Java di Roberto, Java di cavalli, ma Java scupa cola, scoprire le appartamenti, Java Grazie Anders. ti fanno, capito, ti fanno stare male, è normalissimo, Gennaro, perché tu a Napoli stivi proprio a casa tua e hai fatto un grosso passo. Non hai capito, perché non sembra una stronzata, no? Tutto quello che ha fatto. Però Ernesto dà un consiglio. Era una compagnia. No, mi dà un consiglio per fare una cosa, che si là. Ma come se fosse tipo come si chiama a scuola, no? Saccio. Tipo, non è una cosa, magari un bacio del Ernesto, non so se ogni tanto dicevi live, no? Sì. Io ho parlato più visto tu. Non è che ho giocato, non giocavo, cioè. Chi lo teneva, voluto di stare 5 anni, allora. Non volevo un consiglio, E lo so, Kill poi è stato anche tanti anni con te e la tua famiglia. Ma fra, come si dice, che hai figli fatti una certa età, se ne vanno a casa. Vabbè, alla fine è un uguale. Java di Roberto, Java di cavalli, ma Java scupa cola, scoprire le appartamenti, Java Ma non fate capisci che ti dopo meglio. Grande Magister, continua su sta strada, non guardarti indietro. Puoi stare quel poco, sei stato quel poco, ma basta. Mo hai fatto questo grande passo e devi continuare a camminare. Dopo andare e passate peggio, sai, passato pure in tragedia. E passate peggio e le superate. Mo stai calmo. Vedi che questa è una stronzata, la passi senza problemi, piangi, è normale, fa bene, anzi fa bene pure se piangi, sfogati, buono. E vedi che sei meglio. Napoli si fa. Che cosa? Perché? Lasciato da qui, ti vogliono bene, la gente ti va bene. Come fanno senza te? Non ci possono troppo assai per non lo padrone. Non ci possono troppo assai per no. È normale, è stato sto periodo, è normalissimo. Chi ti vuole bene, capisci? Chi ti vuole bene non ti pretende ma ti segue e basta. Nel bene e nel male ti segue. Non si tratta che non è stato consiglio, io non lo so se ho capito o no. È diverso tra padre, non lo so come ti spiegare, non lo so. La vita capisci cosa? Cioè, stanno in 10 anni, bene, sempre la stessa persona.
No, perché poi io non lavoravo, no, sono sempre a casa. Cioè, sei sempre a pasci tutti e due, e poi dici, sei là ancora, io sono sempre là. Lo so. Hai lasciato un pezzo di cuore a Ernesto praticamente quando non si tenne paziente. Io come se fosse facile, tenesse 18 anni, no? Sì. Adesso. Perché io c'ho 18 anni di suo. Non ci avessi avuto la vita mia, che nessuno mi ha mai aiutato, non so me. Piglio, a te, dai. Poi, sai così. Cioè no, ma la vita è spietata. La vita è così. O i ragazzi qualcuno i cugli ragazza o si cade. Una volta che si cade non dai più, perché il mondo va avanti, gira sempre. Se noi ci fermiamo e pezzo. Mi sono caduto. Caduto. Tu stai cadendo, cioè no, ma non si cade. Che si caso stronzati, cioè no, rispetto a che le deve passare. E lo sai meglio di me. Queste sono cazzate. Tu tieni i cogli a sopra. Non voglio fare così da largo. Ma uno se gli viene il live, che da fare? Ti bubbe di te, non si... Ma io vado l'acqua. C'è bell'acqua alla fontana, ci fa. Sì. Non la bevo. Raga fa! Alex! Adesso fumare già si è ci vedrà. Fumo. Ma cioè come si chiude? Che cosa? Come si chiude? Non lo so perché non l'ho mai fatto, comunque credo sulle impostazioni. Ma non... Lo fai e poi che fai? L'unica cosa che ti piacerebbe fare lieva a mezza. L'unica passione, cioè ti capi la cosa che ti rendeva veramente felice, la butti via così. Non sono neanche più felice, ma così a me. Possiamo sistemare. Tu dici il problema e ragioniamo su come sistemare. I mezzi e le soluzioni ci sono. Serve nel cervello che ci ragionano. Non riesco a non smettere, come ci facciamo? Che cazzo vado a fare? E beh, effettivamente ci sta uno all'altra finestra che male che sta fumando una sigaretta e potremmo guardarsi, sincero. Allora guarda a fare. Adesso dimmi cosa ci fanno, io lo so. Tu cosa potresti fare, a parte chiudere il canale?
Io ancora, io credo che ancora non ha già provato, capito? Cioè, perché io sono convinto, che cazzo, non lo so, sono convinto che secondo me si sistema, no, lo so. Non ti sento bene perché stai lontano dal microfono. Ma se tu puoi essere preso di sistema, Ah, ma allora la casa a Desi là, la casa Desio è bellissima. cioè sempre lì si è messo a disposizione, lo stai calmo, sacco, non posso non andare. Sai Pedriccio ti vuole bene, ti sta a fianco, lo vedi, si mette a disposizione. Ma qui c'erano alcuni che dicevano che quello lo faceva per interesse, no, quello l'ha aiutato e potete vedere qualunque di voi mettervi a disposizione con la macchina e tutto, perché la gente ti vuole bene, cioè no, tu ti fai volere bene la gente. Dai un po' da così, sono semplice, adesso, cioè non è E la che, semplicità ci vuole andare vita, cioè la gente ti va bene. cioè non c'è bisogno di una maglietta Gucci per sta buona, non essere piccole cose per stare bene. Cioè, sei più contento un bicchiere d'acqua che una maglietta, ti fa capire, un esempio, non lo so, un esempio cosa fa. Ho capito, questo ti fa onore, cioè no. È proprio per questo che tu ti devi fare forza. Hai avuto una vita di sfascio, però hai costruito qualcosa che funziona e ti piace. Perché l'amma avuto andare? Perché? Perché hai avuto andare questi sacrifici che hai fatto tu ad andanna. Adesso starai bene, avrai a casa di sei vicina ai compagni tuoi. Lo sai, quello di PC Under è compreso la nostra. Niente, tiene pure un frate carnale, che vuoi giù, stiamo proprio a posto. E capite? Devi subito a disposizione, ti fai quello che vuoi tu, ti fai insonorizzi, fai quello che vuoi tu. Capito? Assolutamente. Sole. Oh, Cosa è successo? non ti ho sentito più per un attimo. Grazie bene, Bit, bello. Saluti la Comunque, vecchia dipende. arrapata che la guarda dal balcone di front. Maestro, questo è un periodo di transizione, sì, ha dovuto diciamo, interrompere infatti, un qualcosa attimo che sì. faceva e che le piaceva e adesso deve ripartire. Ma questo non significa che non debba ripartire. E comunque insi con non dare sempre spiegazioni a tutti e metta staci a ZZ di chat sempre e solo subbe. Saluti la vecchia arrapata Cir 100. Non so sto vecchiando però. Grazie per il beat. Adesso sì, Sì, molto sempre. se night, quelli della PC Under, fai quello che vuoi tu, insonorizzi, fai quello che vuoi tu, Se mi sa a disposizione, guaglione. Ah, io sono venuto a vedere un hit nuovo, bello, sai? Oggi c'è una scrivania, sai per legge. Bellissimo proprio. Sei proprio apposta. Io voglio la scrivania, il rosso. Ce la vediamo, quello è un problema. Stanno proprio. Ci pigliamo pure la patente. La patente a macchina. Sa come mi sbarì. L'ho scritto pure in chat. Questa è una scusa per iniziare a capire a fare cose che non hanno fatto. La patente ci vuole. Lo lascio sempre chat solo sabato. No, vabbè, possiamo aprire le gabbie, Team che dice non sabato.
Raga, se volete bene il maestro, spammate i cuoricini e vediamo se effettivamente, facciamogli capire che effettivamente la gente lo vuole bene. Spammate i cuoricini. Cioè, io penso che queste persone non meritano l'assenza del tuo canale, quindi vanno bene tutti quanti. Esatto, che progetto. Da già raccontato, ricevi quante cose. Quante Ma già batti Roberto, già batti cavalli, ma già scupa cola, scoprire appartamenti, già Ok ragazzi, basta bordello, basta bordello. Abbaciatevi, abbaciatevi. un sacco di progetti per il futuro. Progetti enormi, giù. Alberto con la vetta. Stratosferici. Ci sarà una cosa davvero grande che può cambiare veramente tutto. Un bel documento per piacere? Che se davvero va in porto sta cosa, dici wow, ma così facile. Ma è una cosa stratosferica, oh, bellissima. Perché io penso sempre per farvi divertire. A me, oggi, a me i soldi non me ne fotto. A me va solo dice, ogni volta ci spagna a capo, che cattate questo, cattate quello. Ma io lo faccio per la live, no? Cioè si la davo da cercato di spesa 2-3 mila euro per fotocamera. È perché ci tengo la live. Cioè non è che spendo 2-3 mila euro così. Infatti hai fatto benissimo, perché uno se ha la passione investe in quella passione, senza problemi. Ha saccato di una comanda nessuno. Questo deve essere dichiarato a tutti. Perché quando c'è nata saccata neva vacante, ci stava nessuno a chiacchierare. Mo' che detto quando stanno a chiacchierare, e allora no. Io te l'ho sempre detto, scialà, qua il date bene, fa che le chiama fa cattare la cosa, vai. Però dall'altra parte ti ho detto anche rifletti su quello come muoverti. Poi per il resto tu lo sai, sei libero per me. A me basta che tu sia contento, fra, perché questo conta nella vita. La felicità, i soldi sono solo un mezzo. Sto cazzo in B&B, che sono tornato, si lo fa 2 giorni là, sono tornato a Canada la stessa cosa. Ti è venuto tipo l'ansia a tornare, è una inquietudine. Su, fare un B&B come in testa in casa. Aspettiamo questi altri 10 giorni e ce ne andiamo a Desimo e là stai a casa doppia. Un po'. Ma già sta qua. Ma 6 secondi no.
10 giorni passano solo 2 mesi, sono tantissimi, sono tanti. Sì, per te sono proprio infiniti perché Per me non passano, non passano, io non passo. dobbiamo stringere i denti. Non so cosa dirlo, giuro, lo so, ci posso fare. Ma alla fine tutte cose che ho passato, non sono riuscito a passare. E perciò hai capito, cioè, ci stiamo fermando su una cazzata, su una scimitaggine, c'è no. Tu si 100.000 volte più forte sto problema non esiste per te. Tu veramente sti 10 giorni più in vita e fai un coppo cesso, come si suol dire, che ne è niente, sciocchezze. Come è normale che ti sei svegliato e ti è venuto questa crisi, è normalissimo. Hai troppe emozioni all'interno e il tuo cervello non te la sa pure gestire. Però ci stavo finanziando dopo qualcosa. Show cazzo. Allora. La voglio io stacco. Ci vediamo una casa nuova.